Trieste in zona rossa, scuole ancora chiuse ma riapriranno dopo Pasqua fino alla prima media secondo la decisione del governo annunciata da Draghi. Riapertura delle scuole in sicurezza, Zaia screening con tamponi agli studenti e poi la Regione cerca gli angeli del vaccino volontari che collaborino per le pratiche di accettazione o accoglienza. Le nostre redazioni bombardate ogni giorno da telefonate e messaggi con richieste di aiuto a Zaia per le vaccinazioni. Il commento del direttore Bacciali: l'importante è fornire sempre nomi, cognomi e riferimenti precisi per evitare equivoci e incomprensioni. Le madri, 2 medici, erano state immunizzate in gravidanza. A Padova nascono 2 bambine con anticorpi contro il Covid-19. È il primo caso in Italia. Giornata di manifestazioni e di proteste in Veneto, dallo sciopero della didattica a distanza al grido disperato dei lavoratori degli spettacoli viaggianti. Convalidato l'arresto del 15enne che lunedì scorso a Marocco ha aggredito con 23 coltellate Marta Novello. Confermato il movente della rapina ma restano dei lati oscuri. Marta intanto migliora. Associazione per delinquere allo scopo di istigare alla disobbedienza fiscale. 52 anni complessivi per 21 imputati indipendentisti a Vicenza. L'avvocato Fogliata: la battaglia non si ferma. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano di questa edizione regionale i numeri del contagio che continuano a rimanere preoccupanti, tanto che la cabina di regia ha confermato il Veneto resterà in zona rossa, ma l'impegno del governo Draghi è quello di riaprire le scuole in presenza fino alla prima media, compresa anche nelle zone rosse. Anche di questo si è parlato nel punto stampa odierno del governatore Zaia. Partiamo da qui. Abbiamo 1,23 di R con T che ci permetterebbe di passare in arancione, ma abbiamo 2,54, bisogna essere 2,49 di positivi su 100.000. Il Veneto rimane in zona rossa almeno fino a Pasquetta, ma se anche lo dovesse restare successivamente, le scuole dall'infanzia fino alla prima media riapriranno. Quest'ultima novità è stata comunicata dal Premier Draghi a seguito della riunione della cabina di regia e sulle scuole si è espresso anche il presidente Zaia, sottolineando la necessità di uno screening con i tamponi per gli studenti. Le scuole, secondo me, l'apertura è affrontabile, è sostenibile, ma va fatta con garantita ai ragazzi e alle famiglie con i test che non è che possiamo fare tutti i giorni, non possiamo vendere questa utopia, impossibile, però a cadenza oppure utilizzando delle scuole sentinella più, diciamo, numericamente più importanti di quelle che abbiamo oggi, potrebbe già essere una buona soluzione. Intanto prosegue la campagna vaccinale. Ieri ne sono stati somministrati 24.000. Contiamo, ha detto Zaia, di arrivare a 30.000. E per far correre la macchina serve la collaborazione di tutti. Le ULSS stanno facendo bandi interni per reclutare medici disponibili a vaccinare, ma si cercano anche tra i cittadini volontari per dare una mano nelle pratiche di accettazione o di accoglienza delle persone. C'è bisogno dell'aiuto di tutti. Abbiamo visto che sotto il profilo assicurativo possiamo coinvolgere questi cittadini. Molti ragazzi ci chiedono di poter partecipare. A me sembra bella sta roba, no? Non ci sono solo gli angeli del fango, ci sono anche gli angeli dei vaccini. Probabilmente martedì sarà pronto il portale web per le prenotazioni ed è in chiusura anche l'accordo con le farmacie. Lunedì chiudiamo l'accordo con le farmacie per la prenotazione, ma mettiamo anche insieme alla prenotazione anche la compilazione dei vari documenti, soprattutto per le persone più anziane. Questo insomma dovrebbe dare un supporto importante, un accompagnamento sia per le persone più anziane ma anche nei nostri centri, perché leviamo anche un po' poi di lavoro burocratico. Le nostre redazioni intanto sono bombardate ogni giorno da telefonate e messaggi con richieste di aiuto proprio per le vaccinazioni. L'importante, dice il direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli, questo è il suo commento, è quello di fornire sempre nomi, cognomi e riferimenti precisi per evitare equivoci e incomprensioni. Sentiamolo. Buonasera. Buonasera. Ancora 2 settimane in zona rossa per il Veneto e per il Friuli Venezia Giulia. Siamo tutti stressati, sfiniti, stanchi, non ne possiamo più di stare agli arresti domiciliari, di patire queste restrizioni. Penso ai ragazzi, penso alle loro famiglie.
con la DAD e penso soprattutto a tutte le categorie non garantite, ne parliamo ogni sera nei nostri telegiornali e nei nostri programmi. È a loro che va il pensiero, perché un conto è poter continuare a lavorare, avere uno stipendio, e un conto è ritrovarsi sul lastrico al limite del collasso. E noi riceviamo, pensate, ogni giorno, ogni sera centinaia di telefonate, di mail, di messaggi di ogni tipo, anche attraverso i social, e persino durante il punto stampa del Presidente Zaia i nostri colleghi ricevono a loro volta delle richieste di aiuto, delle segnalazioni, dei lamenti, delle proteste perché il nonno non è stato vaccinato pur avendo 91 anni, perché la tal persona ha avuto la prima inoculazione e poi non si è più fatto vivo nessuno per il richiamo. Insomma, ognuno ha le sue ragioni, non si può dar torto soprattutto agli anziani. Però c'è un però. Quando telefonate, quando chiamate, quando scrivete, dovete dare nome e cognome. Cioè l'anonimato non funziona, non va bene, non si può non qualificarsi e fare di noi degli intermediari come un call center, come un numero verde, no? Obbligando i giornalisti a porre delle domande che non hanno a volte verificato perché non sanno il più delle volte chi c'è dietro quella telefonata e dietro quel messaggio. È una questione proprio di trasparenza, di correttezza. Non si può attribuire ad il giornalista il compito di rivolgere una domanda anche scomoda o difficile, di sapere, di avere dei chiarimenti buttando il sasso e nascondendo la mano. Non è possibile ed è veramente rischioso, perché noi non siamo la fonte in questo caso siete voi, ma la fonte va verificata, e per verificare la fonte, per evitare di fare domande stravaganti o di pubblicare notizie che non hanno un fondamento, dobbiamo sapere con chi parliamo. Quindi quando telefonate, quando ci parlate, non dite non importa, no, importa invece, dovete dire chi siete. È troppo comodo chiedere a noi di fare da tramite, quindi noi vogliamo aiutare tutti, ma dobbiamo sapere con chi abbiamo a che fare. Quindi anche quando vi sentiamo in qualsiasi circostanza, per essere anche disponibili, per essere corretti nei confronti di chi poi riceve queste informazioni, siate a vostra volta corretti e dite chi siete, dite da dove chiamate, dite chiaramente qual è il problema. E io vi do un suggerimento molto pratico: siccome è giusto metterci la faccia, non si deve star nascosti. Tanti si fanno anche intervistare su vicende magari molto banali e si nascondono, non vogliono comparire. No, dobbiamo tutti comparire, metterci la faccia, in modo che l'informazione sia del tutto onesta e sia diretta, proprio che arrivi a bersaglio, altrimenti queste telefonate lasciano il tempo che trovano. Quindi per cortesia fateci questo favore, noi siamo a vostra disposizione. Mandate per esempio dei videomessaggi, li mandiamo anche a Focus se volete, e così comparite, vi vediamo. Tutti sanno che il problema c'è e che la persona è attendibile e pone un problema serio, e tutto andrà per il meglio. Grazie molto. Le madri erano state immunizzate durante la gravidanza. A Padova nascono 2 bambine con anticorpi contro il Covid-19. È il primo caso in Italia. Primo clamoroso caso in Italia di bambine nate con anticorpi contro il Covid-19. Sono figlie di 2 donne medici di Padova che hanno dato alla luce le loro bimbe dopo aver ricevuto al 3° trimestre di gravidanza il vaccino contro il Covid-19. Si tratta di Anna, la piccola nata il 9 marzo, di Valentina, nata giusto una settimana dopo, Valeria Bernardi, ginecologa di 37 anni, e Anna Parolo, immunologa dell'ULSS 6 Euganea, 36 anni, hanno quindi dato alla luce le loro bimbe dopo il vaccino. Le piccole creature sono di fatto le prime in Italia nelle quali sono stati isolati gli anticorpi su sangue neonatale alla nascita. Ci siamo vaccinate appunto attorno al 7° mese, e quindi l'ultimo trimestre di gravidanza, e le dosi sono state ben tollerate, ho fatto entrambe le dosi
e a distanza di 21 giorni come prescritto, e non abbiamo avuto problemi né io né la bimba. Grande traguardo e soddisfazione da parte di tutta l'equipe del servizio di medicina prenatale dell'ULSS 6 Euganea Padova, coordinata dal dottor Iorizzo. Ad oggi la letteratura internazionale si è sempre basata sui dati del sangue cordonale. Invece questo isolamento direttamente sul sangue neonatale fa completamente la differenza. Questo apre un grosso scenario nel campo dei vaccini, tant'è vero che noi dal 2010 consigliamo di vaccinare la popolazione gravida per l'influenza durante la stagione invernale, consigliamo di vaccinare tutte le future mamme per la pertosse al 7° mese e adesso consiglieremo molto probabilmente il vaccino anti-Covid al 7° mese come timing per far sì che questi neonati possano nascere già protetti. Il caso è esploso nei giorni scorsi a Belluno. Ora il governo sta valutando l'intervento con una norma ad hoc sulla quota residuale di personale sanitario che non si è sottoposto alla vaccinazione. Il governo intende intervenire, non va assolutamente bene che operatori non vaccinati siano a contatto con malati, né va bene che siano mandati a essere in contatto con malati. La ministra della Giustizia Marta Cartabia sta preparando un provvedimento sulla quota minimale di personale sanitario che non si è sottoposto al vaccino anti-Covid. Come si esplicherà è ancora tutto da definire, ma l'intervento con una norma ad hoc è certo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro della Salute l'hanno annunciato durante la conferenza stampa che si è tenuta dopo la riunione della cabina di regia chiamata a definire il nuovo decreto con le misure anti-Covid. Il caso degli operatori sociosanitari bellunesi non vaccinati e dell'ordinanza del giudice del lavoro del Tribunale di Belluno, che ha rigettato il ricorso presentato dai lavoratori che temevano di essere licenziati, è perciò destinato a fare intervenire il legislatore. Una risposta alla richiesta appello dell'amministratore unico di Sersa, Paolo Santesso, che gestisce la residenza per anziani di Belluno. Un intervento da parte del legislatore nazionale che stabilisca in modo chiaro e al di là di ogni possibile equivoco o contenzioso il principio per cui chi si occupa di assistenza alle persone fragili è bene che aderisca alla campagna vaccinale. L'ordinanza del Tribunale di Belluno ha comunque smosso le acque, se è vero come è vero che un operatore fra i 10 che hanno deciso di ricorrere alle vie legali ha deciso di fare dietro front accettando di sottoporsi al vaccino. Gli altri 9, salvo ripensamenti dell'ultima ora, non saranno licenziati. In primo luogo perché c'è il blocco dei licenziamenti, spiega Santesso, che invece si sofferma sull'aspetto più concreto della loro inidoneità al servizio. Il nostro medico competente ha disposto all'interno del protocollo sanitario aziendale l'obbligatorietà del vaccino per le persone che prestano assistenza agli anziani non autosufficienti. Quindi nell'ambito dell'aggiornamento della sorveglianza sanitaria effettivamente gli operatori sociosanitari che non hanno ricevuto il vaccino sono giudicati non idonei. I lavoratori potranno perciò essere assegnati ad altra mansione compatibile con i vincoli imposti oppure sospesi senza retribuzione. Da Belluno a Venezia per il primo sciopero della DAD, la didattica a distanza, 2 le manifestazioni a Mestre e Marghera. Comitato Priorità alla Scuola insieme ai Cobas Scuola e al coordinamento degli studenti medi ha indetto uno sciopero della DAD, uno sciopero nazionale, perché dopo 12 mesi, quasi 2 anni scolastici, i nostri studenti sono ancora chiusi a casa, abbandonati, lasciati da soli nelle loro stanze, a cercare di sostenere da soli una didattica che non è possibile. Questa casa non è una scuola e sulla scia di questo slogan diversi computer sono rimasti spenti per chi tra studenti e docenti ha partecipato al primo sciopero dalla cosiddetta DAD, la didattica a distanza. La manifestazione in piazzetta Coina a Mestre si svolge in contemporanea ad altre 60 città italiane per chiedere la riapertura in presenza e in sicurezza di tutti gli istituti scolastici dal nido all'università.
Chiudere gli istituti, sostengono i manifestanti, non è l'unica soluzione per contrastare la pandemia. Si deve potenziare la rete ospedaliera, si devono potenziare i trasporti, assumere personale sanitario, sicuramente non tagliare la scuola, e i soldi per fare tutto questo ci sono. C'è il Recovery Fund a cui si può attingere e si può anche pensare a una patrimoniale sulle persone più ricche che ci sono in Italia. Poco dopo e a poca distanza dalla manifestazione di priorità alla scuola, di fronte alla sede regionale della Protezione Civile di Marghera, una seconda manifestazione organizzata da Scuole Aperte Venezia avanzava le stesse richieste in occasione del punto stampa del presidente Zaia. Tenete presente che fino a un anno fa i bambini potevano stare davanti a uno schermo, tablet, cellulare, computer, al massimo 20 minuti. Oggi vengono lasciati davanti a uno schermo dalle 4 alle 6 alle 8 ore. Questi bambini non stanno imparando assolutamente niente, sono tutti mesi persi. Al termine della manifestazione, una rappresentanza delle mamme che si trovavano a Marghera è stata ricevuta dall'assessore alla sanità e ai servizi sociali della regione, Manuela Lanzarin. Altro fronte, altra manifestazione sempre a Marghera, stavolta quella degli spettacoli viaggianti. Dai Luna Park al circo, tutti i lavoratori degli spettacoli viaggianti oggi si sono ritrovati qui in Piazza Municipio a Marghera per manifestare, per far sentire la loro voce, ma soprattutto la loro disperazione, perché sono fermi da oltre un anno. Nel 2020 li avevamo incontrati davanti alla sede della Protezione Civile perché per primi furono bloccati. Oggi li ritroviamo più esasperati di prima a chiedere di poter lavorare, al suono scelto non a caso della colonna sonora del film La vita è bella. Sfiderei chiunque ad avere un'attività ferma per un anno. Abbiamo dei costi di esercizio stratosferici, abbiamo tantissimi mezzi da mantenere e da non sottovalutare soprattutto che abbiamo le famiglie al seguito. Noi siamo in grado di mettere in sicurezza le nostre attrazioni, siamo veramente in grado, siamo all'aperto come ha detto il mio collega, adesso noi abbiamo bisogno di lavorare. Nei paesi stessi dove noi gestiamo le giostre sono sempre in comunicazione con i nostri ragazzi e veramente dimostrano una tristezza veramente grande a non poter vedere le giostre, chiedono continuamente quando tornate, quando arrivate. Il nostro lavoro è veramente la funzione sociale. I nostri costumi li abbiamo tirati fuori dai nostri armadi dopo un anno, oggi per rappresentare, per dirlo a alta voce che abbiamo bisogno di lavorare e chiediamo soprattutto, dopo del governo, un grande aiuto da parte delle amministrazioni comunali perché saranno loro dopo a poterci aiutare. Un appello rivolto al mondo politico ma soprattutto agli amministratori locali che oggi hanno voluto portare il loro sostegno. Come Regione del Veneto abbiamo voluto inserire anche tutto questo mondo all'interno dei beneficiari dei ristori di 18 milioni di euro realizzati col provvedimento dell'assessore Marcato alle Camere di Commercio. È un comparto e una filiera molto ampia che comprendono centinaia di migliaia di lavoratori, ha un'altissima densità occupazionale, specialmente sottolineando che sono coinvolte nel settore tantissimi giovani e tantissime donne. Una delegazione ha poi incontrato il presidente Zaia nella sede della Protezione Civile. Per la cronaca torniamo ai fatti di Mogliano Veneto, alla brutale aggressione di Marta Novello, oggi la convalida dell'arresto del quindicenne. È stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, la qualificazione giuridica del fatto resta di tentata rapina aggravata e tentato omicidio aggravato. L'impianto accusatorio delle prime ore è stato cristallizzato in quasi un'ora e mezza di interrogatorio, tanto è durata l'udienza di convalida del fermo del quindicenne che lunedì pomeriggio ha aggredito Marta Novello. Il ragazzo, assistito dall'avvocato Matteo Scussat, non si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è stato collaborativo. Ha risposto alle domande, ha ricostruito i fatti e basta. Di fronte al PM Giulia Dal Pos e al GIP Valeria Zancan, in un'aula protetta del Tribunale dei Minori di Mestre, il quindicenne avrebbe confermato il movente della rapina, tutto ruota attorno al coltello che aveva con sé. Rapina aggravata per l'uso dell'arma perché è stato utilizzato un coltello per fare la rapina.
Quindi voleva fare una rapina, questo? Ripeto, l'ipotesi resta tentata rapina aggravata e tentato omicidio aggravato, non dico altro. Certo, restano dei punti oscuri che lo stesso legale ha passato in rassegna tra l'udienza di convalida e il pronunciamento. Ad esempio il fatto che la ragazza stava andando a correre e che pertanto non poteva avere con sé dei valori, no, dei soldi. La ferocia, il numero dei colpi, no? Aspetti che per lo stesso legale andranno approfonditi nel corso del processo. Nel frattempo restano un ragazzo tornato nella sezione minorile del carcere di Santa Bona e una madre distrutta dal dolore vista per pochi istanti dopo l'udienza e prima del trasferimento. Il ragazzo ha parlato con la madre. La donna è poi ritornata a Marocco, nella sua casa a poche centinaia di metri da quella di Marta. Forse anche per questo lo stesso avvocato non ha chiesto misure alternative al carcere, rimettendosi alla volontà del giudice, così come al momento non è stata richiesta nemmeno una perizia psichiatrica. Adesso si attende la verità di Marta. Già Marta, le cui condizioni di salute fortunatamente migliorano, a tifare per lei è l'intera Università di Padova. Le condizioni sono stabili, i parametri buoni, ma resterà comunque precauzionalmente in terapia intensiva almeno fino a lunedì Marta Novello, la 26enne aggredita a Marocco. Questo significa che con ogni probabilità sarà sentita dagli inquirenti nei primi giorni della prossima settimana. Per procedere infatti serve l'ok della procura ma anche dei sanitari. Al momento la priorità per tutti è che Marta si rimetta, i segnali sono più che incoraggianti. Marta interagisce, ha delle interazioni col personale assolutamente normali e consone all'ambiente e da un punto di vista cognitivo è assolutamente indenne. A fare il tifo per Marta non solo la famiglia, gli amici di una vita, l'intera comunità di Marocco, ma anche l'Ateneo di Padova, dove la 26enne si sta per laureare e dove l'aspettano con ansia. E noi la immaginiamo invece, la rivogliamo presto nelle nostre aule a completare il lavoro di tesi che sta portando avanti, in modo da festeggiare presto con lei un momento di grande gioia. Non solo il rettore, a stringersi attorno a Marta anche il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, dove l'angoscia delle prime ore ha lasciato spazio alla speranza e dove tutti la descrivono come una ragazza appassionata e intelligente, esperta di lingue e di mediazione culturale. Di fronte a un quadro clinico in miglioramento ha parlato senza mezzi termini di un miracolo lo stesso presidente della regione Luca Zaia, che in un post su Facebook ha ringraziato l'intera equipe medica del Cafoncello. Io assolutamente confermo l'impegno, la competenza e la professionalità dei medici del Cafoncello è stata assolutamente straordinaria. Per noi adesso c'è la pubblicità, a dopo. Di nuovo in diretta per andare a Vicenza e parlare di un'importante sentenza. Colpevole di associazione per delinquere allo scopo di istigare alla disobbedienza fiscale. Il Tribunale di Vicenza chiude con la mano pesante il processo nei confronti di alcuni membri del CLN Veneto, gli indipendentisti. 52 anni complessivi di pene per 21 imputati che variano dai 6 mesi ai 2 anni ai 4 anni e da 800 a 1.000 euro di multa per altri 3. Una sentenza che lascia l'amaro in bocca all'avvocato Renzo Fogliata, una battaglia che però non si fermerà qui. La sentenza certo è pesante, le pene sono pesanti, ma sono pesanti anche quelle previste dal legislatore. Come è pesante il fatto che sia stata riconosciuta una fattispecie come l'associazione delinquere finalizzata a questo reato. Ci si duole di queste cose con le impugnazioni, con l'appello, con il ricorso per Cassazione, con la Corte Europea dei diritti dell'uomo. Faremo tutta la strada che sarà necessario percorrere. E speriamo che prima o poi troveremo un giudice a Berlino. Una norma, quella ripescata dal Tribunale vicentino per condannare gli indipendentisti, che risale al 1947, prima della Costituzione, stigmatizza lo stesso avvocato. Invano noi abbiamo cercato di coinvolgere i nostri contraddittori e in particolare i giudici su una riflessione legata al rispetto dei valori costituzionali, di libertà di pensiero, di offensività della norma, di determinatezza della norma, che sono essenziali al diritto penale. C'è un clima molto pesante ed è uno dei processi, perché ne stanno arrivando altri a carico di queste persone, associazione per delinquere e quant'altro.
In ultima battuta vi ricordo uno speciale evento televisivo e social domani sabato 27 marzo dalle 11 alle 12 Rete Veneta del nostro gruppo Media Nord-Est trasmetterà in diretta la rievocazione storica del naufragio di Sant'Antonio a Capo Milazzo in Sicilia. Ci sarà una reliquia maggiore del santo proveniente da Padova e accompagnata dal rettore della Basilica, frate Oliviero Svanera. Vi ricordo quindi l'appuntamento domani alle 11 su Rete Veneta. Adesso per noi ci sono le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buona serata. Benvenuti al Meteo. Weekend delle palme tra sole e qualche pioggia, prevale l'anticiclone ma con qualche disturbo causato da un fronte perturbato che sfiorerà il nostro territorio. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti. Sui monti dal pomeriggio sarà più nuvoloso, sulla pianura nebbie sparse in primo mattino, in dissolvimento però appunto con il passare delle ore. Non si escludono poi locali precipitazioni sparse, discontinue, specie a partire dal pomeriggio. Temperature in aumento e gradevoli, minime tra 7 e 9 gradi, massime tra i 12 e i 18 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo molte nubi con qualche occasionale pioggia alternata a momenti maggiormente soleggiati. Temperature minime tra 7 e 9 gradi, massime sui 12-16 gradi all'incirca. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, anche qui tempo instabile con qualche piovasco e con parentesi un po' più asciutte. Temperature minime intorno a 4-8 gradi, massime sui 16-18 gradi. Dal Meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.